Gigi Del Neri, ero contento che in due partite la ciapà si è pappine. Cosa ha avuto che sia contento cosa? Eccolo qua. Ero qua in linea, volevo salutare. Carissimo. Ragazzi, innanzitutto volevo salutare anch'io il mio collega Pillon. Sì. Perché veramente bene, insomma. Sono contento che sia tornato. Grande gesto di fair play. Nel mondo del calcio, un allenatore che ha sempre allenato con umiltà, spirito di abnegazione, mea colpa, mea grandissima colpa. Certo. Fai un salto, fai un altro, fai il giro a volta, fai un'altra volta, guarda su, guarda giù, e dai un bacio che vuoi tu. Va bene. Sempre solita storia tu. Ecco il mister Mourinho. Sempre solita cartellena. Mourinho, buongiorno Mourinho. Pronto? Brutta giornata di ieri. Avete perso anche voi ieri con la Juventus. Sì, ho perso più ma Cazzafora al 21esimo del primo tempo. Ci picchia. Ma insomma non si può arbitrare di così, guardaline, cosa, non si può fare. Insomma, mi sembra... te che sempre la scusa pronta. Adesso è una roba. Mourinho, bravo, ti sei bravo, ma te che sempre la scusa pronta. Ma tasoti! Per piacere, che pensa tu di Sampdoria che mi pare che ultimamente quanti punti hai fatto le ultime due partite? 0 punti. Vabbè, sta tranquillo che tanto ti avevo messo il fuoco di Dio a Copì nelle prime giornate, eravamo i primi. Adesso tu hai perso strada. Quindi tasi, monti, pedalare. Capito, dai, va bene, non stiamo a beccarsi. Mourinho, fermo una roba del genere. Se cattiamo settimana presso che è il ponte, lunedì, andiamo in casa alla Mambolta, i buttasole torte, sotto le feste buttasole torte, se la picca Bassini, se cattiamo lì, i buttasole delle cappe che sarà 20 skate. Va bene, paghi tu, io sono 0 skate, io non voglio pagare, tu ospite, non voglio pagare. Va bene, ascolta, dai, vieni, è il solito taccagno. E dopo la sera tutti all'EM? Alle cupole. Sì, a sera, visto che è un po' festivo, no? Ma siete in lista, siete? No, mica il tavolo riservato. Tavolo riservato. Visto che è un po' festivo, che sacco di spose, sì. Veramente. Anche ti tiri su come è come andare a pescare, te butti la rete e lo levi su. Calma, posso dire una cosa? Sì, dica, mi butto la rete su perché io sono quello più affascinante, bristolato, tipo figo, perché mi coi capelli, io mi sono bristolato. Ho capito, ma quante spose tu hai tirato su? 0 spose. Per forza, 0 spose. Mourinho mi chiama solo per pagare, no? Dammi il tuo ticket e mi ticket che sei a fare busi quando vuoi a casa e paga. E lui intanto c'ha con le spose. Hai capito? Insomma, sarò mio se muore. Sì, vabbè, ma non è portoghese per niente, giusto? Esatto, tu hai ragione. Sì, ma va avanti tanto. No, va avanti tanto. Basta, già mi tocca a mettere che mi la benza. Mi tocca a mettere che mi la benza. Ogni volta se fermiamo a fare il service e con la sua macchina ghetto mia è un deca. Addirittura. Seguo sempre schiai grossi, la colpa mia. Sempre la solita scusa. Sempre schiai grossi e vieni via sempre in riserva. Vabbè, sta lì a guardare appena l'uovo. Vabbè, insomma, dai, questi due grandi personaggi vorrei ringraziarvi naturalmente di essere stati con noi. Per fortuna guarda che telefono di gol di punta. Perché sennò ultimamente la domenica mattina alle dura qua perché Juventus si sta avvicinando, Milan si sta avvicinando. Avete paura un pochino? Insomma, un pochettino. Ecco, quando comincia a vedere il fuoco attaccare anche lui come si dice, no? Quando l'acqua la tocca a un certo punto ti pare di non dare. Anche lo diciamo che non è un dito anche portoghese. Sì, portoghese. Dice, quando l'acqua sfiora il culo ti pare di non dare. Certo, ok. Ecco, danno anche la stessa cagata puata. Ok. Va buono, vi saluto, dai. Grazie Gigi, alla prossima. Va bene, un bel spezzato. Va bene. Grazie. Grazie tutti, vengo con me. Dai, vieni, sempre ti fuori. Grazie anche a Mourinho, grande coppia che si è formata a Gol de Ponta.